Benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 della Scuola Superiore Universitaria Topo Wasserman dell'Ateneo Friulano, il 20° anno accademico dell'Istituto di Eccellenza dell'Università di Udine. Il programma prevede i saluti istituzionali, le relazioni di apertura dell'anno accademico, l'intervento di illustre ospite, che terrà la sua lezione magistralis, la consegna dei titoli finali agli allievi che hanno concluso il loro percorso di studi nel 2022-2023 e poi la chiusura della cerimonia con l'intervento musicale. La cerimonia quindi inizia con i saluti, la parola al rettore Roberto Pintone. Buongiorno a tutte e a tutti, agli studenti, ovviamente anche a coloro che riceveranno oggi questo diploma, che non è solo un titolo, diciamo, di laurea. Come sapete, in realtà la nostra scuola superiore ha un accreditamento speciale, per cui oltre al diploma di laurea si riceve un titolo che è un riconoscimento di master di secondo livello, e che naturalmente ci gratifica e gratifica soprattutto gli studenti, perché questo è un riconoscimento a questo tipo di percorsi. Perché è importante la scuola superiore per noi? È importante perché è un ambiente in cui si realizza, diciamo, un'interazione profonda fra gli studenti e fra gli studenti e i docenti, che significa che non è che si crea un'enclave riservata, ristretta e separata dal resto dell'Ateneo, perché in realtà gli studenti hanno dei percorsi universitari, quindi quelli che possono seguire tutti, in più hanno la possibilità di svolgere attività interdisciplinari e di approfondimento, alcune proprio anche caratterizzate da un loro, diciamo, stimolo, quindi sostanzialmente quelli che possono essere definiti dei percorsi integrati che raggiungono anche l'eccellenza. In realtà l'eccellenza non è solo dei percorsi, qui si ringrazia anche i docenti che partecipano e hanno partecipato e mantenuto viva questa iniziativa per 20 anni. Adesso non so se è una delle più anziane scuole superiori, tralasciando le storiche, ma tengo a sottolinearlo che quando si compiono, insomma, 2 decenni, tutto sommato, per una università che ne ha 45 è un bel traguardo. Ecco, e i docenti hanno comunque viva, però sono percorsi destinati a diciamo, studenti particolarmente motivati, curiosi, e quindi è chiaro che per noi è fondamentale mantenere viva la motivazione, la curiosità, oltre a dare una solida preparazione. In realtà in questi 20 anni, forse sto rubando il resto, perché io preparo sempre qualcosa ma poi vado a braccio, sto rubando quello che dovevi dire tu. Gli studenti sono stati tanti, credo circa 170, perché ci sono laureati, soprattutto un laureato della scuola superiore, non so quale anno, non dovrei svelare appunto troppe cose, e che è l'assessore Federico Pirone. Ringrazio di essere qua assieme all'assessore Zilli, che lo possiamo iscrivere anche fuori quota, non c'è nessun problema. Potrebbe essere dare un contributo alla formazione dei nostri studenti, e poi saluto anche tutte le autorità presenti. Quindi questi studenti che sono laureati non è solo bene, hanno fatto il loro percorso, sono arrivati in fondo, ma quello che per noi è importante, voglio poterlo dire, che hanno fatto delle collocazioni in cui hanno potuto dare un contributo, in cui lo sviluppo di questo senso, una comunità, interazione, collaborazione, curiosità, motivazione, l'hanno portato forte. Poi lascio eventualmente al direttore della scuola, che ringrazio, il professor Policritti, per il lavoro, a rimarcare un pochettino questo aspetto. Ecco, c'è evidentemente, questo è un punto di interesse particolare, sono molte le scuole superiori in Italia, quindi da questo punto di vista un ulteriore motivo, diciamo, di apprezzamento. E devo anche ricordare, è giusto che sia così, che ha 20 anni, ma in realtà era già stata prevista molto prima della sua nascita, nello statuto dell'Università di Udine. Devo anche ringraziare la lungimiranza
del rettore dell'ora, il professor Ronsen, e del professor Livio Clemente Cinini, che fu il primo direttore, cioè tutti e due di estrazione normaliana, della normale Pisa, che hanno cercato a proposito di riprodurre qui da noi questo schema, che funziona, ha funzionato finora e noi ci auspichiamo anche che possa continuare a funzionare. Naturalmente, dopo 20 anni, lancio una provocazione ai miei colleghi, potrebbe essere anche il momento che diamo una direzione, un'impostazione nuova, che non sia solo, diciamo, generalista, ma che deve essere ancora di più arrivare a quel target che è, vogliamo noi, l'obiettivo di una, chiamiamola fucina di talenti, adesso come si dice in gergo, me la tiro un pochino, ma se poi vedrete dove sono andati a finire i nostri laureati, capirete che è effettivamente così. Quindi per noi è molto importante che questo diventi un ambito e continui a svilupparsi come un ambito in cui si fa molta sperimentazione e innovazione didattica. E dato che credo che tutti ormai abbiamo compreso quanto importante sia il ruolo della ricerca scientifica, che questi ragazzi e queste ragazze diventino anche diciamo utili al ricambio generazionale in quelle che sono le attività, per esempio, di dottorati di ricerca, una formazione ancora più alta, dove motivazione e curiosità sono assolutamente necessari e indispensabili. Quello che voglio dire è che anche la nostra scuola superiore è sede anche di altre attività. Qui fianco a me c'è il professor Tabarroni, che è responsabile di una iniziativa dei licei per la scuola, ma insomma poi dirà lui, che vede anche un ruolo di questa, diciamo, struttura nella formazione, nel contributo alla formazione degli insegnanti. Sappiamo quanto è importante. Questo per dire anche che la nostra scuola superiore non vuole avere solo un obiettivo di formazione di cittadini consapevoli del futuro, ma anche dare un contributo al nostro territorio, che siano qui assessori comunali, regionali, rappresentanti delle strutture, saluto anche il dottor Olla, dell'Agenzia regionale di diritto allo studio, è importante. Così come ricordo che vi sono anche dei sostegni importanti, per esempio la Fondazione Friuli, che ha sempre creduto in noi e continua, assieme alla Regione, anche a sostenere questo tipo di percorsi. Ci crede perfino il PNRR, cioè nel senso che ha favorito lo sviluppo di queste scuole, e ulteriormente ci saranno dei finanziamenti che prevedono però che si creino delle reti fra queste scuole che sono in Italia. Quindi questo sarà una cosa ancora più importante se riusciamo ad attivare questo tipo di circuito in cui la nostra scuola potrà dare un contributo ma riceverlo anche dagli altri. E allora a questo punto Udine, Friuli, diventa anche un punto di riferimento che può dare dei suggerimenti e riceverli da altre strutture che sono in rete nazionale. La rete esiste già, ma è certo che quando c'è un progetto, una progettualità comune e anche sostenuta, credo che questo abbia ancora più senso di essere consolidata. In questo ambito sarà ancora più importante arrivare a una forte caratterizzazione del contributo che può dare la nostra scuola superiore. Oggi si festeggia 20 anni, non vedo la torta con le candeline, ci sarà, a Sofia qualcuno, io un fiato non ne ho più, e si danno i titoli a questi 13 nuovi diplomati, chiamiamoli così, perché il diploma è, come dicevo, non solo laurea, ma anche un titolo aggiuntivo. Ringrazio tutti, lo staff, il direttore e coloro che sostengono e continuano a credere in questa attività. Ricordando poi che il 23 febbraio ci sarà il Discovery Day. 29 febbraio? Sì, 23 è il compleanno di mia figlia. 29 febbraio, quest'anno è bisestile, ma in realtà lo facciamo sempre, non lo facciamo ogni 4 anni, in cui ci sarà anche la possibilità di conoscere ancora di più quali sono le prospettive e ciò che offre la nostra scuola superiore, anche nei dettagli ovviamente, che creano le condizioni perché si possano raggiungere gli obiettivi che vi ho detto prima, sia anche dal punto strutturale.
Grazie di essere intervenuti, congratulazioni ai ragazzi a cui stringerò la mano a ciascuno di loro, un grande anche piacere e ringraziamento a Vera Slepoi, che è psicologa, psicoterapeuta, credo che non abbia bisogno di presentazioni, è decisamente nota, che ha accettato anche di venire a darci un suo contributo. In questo momento sapete quanto è importante sentire voci di persone così preparate in questi ambiti, e anche però il musicologo Roberto Frisano, con il quale intoneremo alla fine, con l'aiuto del nostro coro, credo, il Gaudeamus Igitur, che è insomma sostanzialmente l'inno, se si può dire, internazionale dell'Accademia. Quindi buona giornata e congratulazioni ancora. Ora la parola all'assessore all'istruzione, università e cultura del Comune di Udine, Federico Pirone. Buongiorno a tutte e a tutti, un grazie al magnifico rettore professor Roberto Pinton, al direttore Alberto Poligriti e a tutto lo staff della scuola, a tutti i docenti e soprattutto a tutti gli studenti. Un piccolo, aneddoto personale, ma che credo sia utile per anche capire quanta strada, se ne sia fatta. Io nel 2006, quando avevo appena terminato le scuole superiori, mi ricordo che andai a prendere informazioni rispetto a questa scuola, a questa realtà appena nata, e i bravi collaboratori, le bravi collaboratrici che vedo anche qui mi dissero: guardi, ora siamo qui a Renati, ma nel giro di poco avremo una nuova sede. Io e i miei colleghi non abbiamo fatto, tra virgolette, in tempo a completare il ciclo di studi dentro la scuola superiore nella nuova sede, ma per fortuna appunto questo sogno, posso dire, si è concretizzato, si è realizzato, e da quel 2006, anzi andando a ritroso da quel 2004, appunto sono 20 anni, possiamo dire tutti con fierezza e con orgoglio che di strada questa scuola, questa realtà ne ha fatta molta, e riuscendosi sempre a caratterizzare appunto come una realtà di prestigio, come una realtà di eccellenza, come una realtà di valore. Sono pochi, lo ricordo, gli atenei in Italia, credo che siano una decina, eccettuate le scuole superiori, le scuole normali, tra virgolette, storiche, e questo credo sia un grande punto di forza che ha il nostro ateneo, la nostra città, la nostra regione, e che tra l'altro è possibile laddove appunto ci sono atenei virtuosi in grado di sostenerla. Abbiamo la fortuna di avere un ateneo virtuoso anche da un punto di vista economico, che tra l'altro è riuscito appunto a completare questa ristrutturazione e a dotare anche la città, oltre che di una sede per la scuola superiore, anche di sale che sono entrate rapidamente nel circuito degli spazi pubblici dedicati alla cultura e alla conoscenza, e questo è un fatto molto importante. Io voglio complimentarmi con ovviamente i ragazzi, voglio augurare loro un grande futuro, e lo dico anche in termini assolutamente non paternalistici. Avete avuto il merito di ricevere un grande valore, ve lo siete conquistato con lo studio, il sacrificio, con le vostre capacità. Credo
che sia altrettanto però importante riuscire a metterlo in gioco, a ridistribuirlo. Su di voi, ecco, l'Ateneo e il nostro, diciamo, sistema pubblico ha fatto, come dire, un piccolo grande investimento. Credo sta a voi riuscire a giocare queste carte, queste opportunità, e ovunque andiate, qualsiasi sarà il futuro che sceglierete, sarà importante come dire, portare dentro questo valore che l'Ateneo udinese, che la città, che la nostra regione in qualche modo vi ha attribuito, vi ha assegnato, vi ha dotato. Ecco, se noi abbiamo l'unicità di essere l'unico appunto Ateneo nato da una mobilitazione popolare, che ha avuto poi il momento di grande accelerazione con il terremoto, e per fortuna il nostro Friuli è cambiato, diciamo, a seguito anche di quella tragedia, insomma, è uno dei frutti migliori senz'altro dell'università. Avere una scuola di eccellenza, poter avere dentro questo Ateneo una scuola, è un altro grande elemento di valore che deve essere continuato, deve essere messo continuamente a frutto. Quindi da parte dell'amministrazione comunale, qui tra l'altro c'è anche l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, credo come istituzioni siamo assolutamente al fianco, e facciamo veramente di cuore. Io mi unisco ovviamente anche alle parole che avrebbe detto qua il sindaco Alberto De Toni, già rettore. Facciamo i complimenti a questa scuola che insomma in questi 20 anni, dalla situazione diciamo precaria tra virgolette del Renati, oggi è qui in una situazione rinnovata, ed è un grande punto di forza per la nostra città nel panorama nazionale e internazionale. Grazie, auguri. E ora la parola passa al direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio, Pierpaolo Olla. Buongiorno a tutti, magnifico rettore, direttore. Io ringrazio di essere nuovamente qui su questo palcoscenico anche quest'anno, perché questo è un motivo per noi di Ardis di orgoglio, perché ci sentiamo parte integrante di qualcosa che è importante, di un'istituzione importante per il territorio friulano. Ma noi siamo un ente regionale, strumentale della regione, quindi non posso dire che devo fare preferenze per il territorio friulano rispetto a altri territori della regione, perché sennò dopo sappiamo che si scattano le gelosie. E io credo che Ardis si stia comportando molto bene sotto questo aspetto, sotto questo profilo, e credo che lo dimostreremo grazie anche agli importanti fondi, che le risorse che l'amministrazione regionale ci ha dotato quest'anno con la finanziaria, e che sapremo, credo, distribuire con molta logicità ed equità su tutto il territorio regionale. Ma io torno sempre sul discorso che ha fatto sia il Magnifico sia anche l'assessore Peroni, però, sì, scusa, l'assessore precedentemente, ma chi frequenta la scuola superiore ha delle qualità, innanzitutto sicuramente il merito, ma ha questa curiosità, no? Questa curiosità che spinge ad andare oltre forse i propri limiti, no? Cercare sempre di raggiungere qualcosa di più, un po' magari parafrasando anche il concetto di magnanimità di Aristotele, qualcosa che va oltre se stessi per mettere a disposizione questi risultati a favore della comunità. Io credo che chi frequenta la scuola superiore, e mi auguro sia così e continuerà a essere così,
lo faccia nell'interesse di un territorio, lo faccia non solo per dare una risposta a un bisogno personale, ma dare una risposta a un bisogno collettivo, perché credo che il nostro territorio, lo dimostra questa istituzione, ha tantissime qualità e tantissime opportunità da dimostrare, e noi sicuramente e voi lo state facendo in maniera egregia ed eccellente, e credo che fin tanto questo percorso andrà avanti, Ardis sarà sempre a fianco all'Ateneo di Udine, alla scuola superiore e a tutte le istituzioni accademiche della regione. Quindi ancora buon compleanno, congratulazioni agli studenti, e che sia quindi un importante obiettivo, un importante risultato che poi proseguirà nel corso degli anni. Grazie ancora, arrivederci. Grazie. Ora l'intervento dell'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sono qui emozionata, come sempre, quando intervengo davanti a giovani a portarvi il saluto dell'amministrazione regionale per un momento solenne, quale deve essere, nonostante il magnifico rettore sia una persona speciale in termini di umiltà e di capacità di trasmettere con semplicità i concetti, però io credo che questo sia un momento solenne non solo per la città di Udine, non solo per l'università, ma, bene è stato già detto, per la regione tutta. Perché quando si parla di eccellenza, di merito, quando si parla di capacità di continuare a superare i propri limiti, tutta la regione ne gioisce in questo caso, e da assessore pro tempore alle finanze vi posso dire che sono molto orgogliosa di aver continuamente irrobustito le linee di finanziamento dedicate all'università e alla ricerca in questi anni. Un po' perché lo possiamo fare, perché siamo un territorio dove si continua a produrre e quindi possiamo contare su gettiti fiscali molto importanti nelle casse poi della regione stessa, ma soprattutto perché la sfida per il futuro, che non è il futuro di 2-3 anni, ma di 10-15 anni, guarda le leve principali che sono presenti all'interno del proprio territorio. E una delle leve essenziali, se non l'essenziale, per garantire un futuro al proprio territorio, alla propria comunità, è quello di investire nell'istruzione universitaria e nella ricerca. E guardando un po' i risultati di questi 20 anni, devo dire che tutta questa filiera che negli anni si è contraddistinta per continuare a dare una risposta di merito sempre superiore rispetto alle aspettative, è una risposta strutturata in modo adeguato, importante, che merita soprattutto di guardare con fiducia al futuro che aspetta questa scuola superiore. Ed è un futuro fatto di competitività sempre maggiore, davanti a un sistema internazionale che è caratterizzato da incertezze continue, davanti ad un dinamismo che molto spesso si confonde con l'instabilità e quindi l'incapacità di poter tenere i piedi fermi su un tassello e lì investire, perché tutto il contesto continua a cambiare. E questa grande capacità che invece questa scuola offre ai propri studenti, offre al territorio dove è ospitata, di tenere il piede sempre al passo con i tempi, ci rende orgogliosi, perché da qui voi sarete formati, e anzi vi siete formati, per essere cittadini al passo con questi tempi così difficili e complessi. E allora guardate, io sono qui soltanto per dirvi grazie, per dire grazie a tutti, perché questo impegno che porta ancora una volta lustro al territorio friulano e alla regione ci impegna ancora di più a dire che siamo sulla strada giusta. E sono certa che i traguardi che vi darete per i prossimi 20 anni di vita di questa scuola saranno sempre maggiormente ambiziosi, e noi ne saremo davvero portavalori per quanto possiamo, e soprattutto vi sosterremo dal punto di vista sia concettuale che finanziario, come è giusto che sia, perché da qui esce il meglio di questo territorio. Da qui si formano i professionisti, i ricercatori, gli uomini e le donne che nei prossimi anni detteranno il futuro di questo territorio, e sono certa che sarà un futuro di grandi successi come quello che auguro a voi. Auguri a tutti.
Grazie, passiamo alle relazioni. Il direttore della scuola superiore, il professor Alberto Policriti. Magnifico Rettore, autorità, colleghe e colleghi, studentesse e studenti, signore e signori. Allora, la scuola superiore compie 20 anni ed il fatto che la nostra sia una delle più vecchie d'Italia dimostra quanto sia stato e continui ad essere lungimirante il nostro Ateneo. Da 2 anni abbiamo un nome ufficiale di Toppo Wasserman, un riconoscimento formale del titolo, dei fondi strutturali, ed abbiamo iniziato la nostra attività in collaborazione con le altre sedi della rete delle 10 scuole superiori di Ateneo su tutto il territorio nazionale. I cambiamenti dell'ultimo periodo ci stimolano quindi a chiederci se stiamo lavorando nella giusta direzione e se quello che stiamo facendo è efficace. Allora, nel provare a dare una risposta, parto da una considerazione un po' personale, ma basata anche sul mio retroterra scientifico, oltre che su una qualche esperienza. Nel futuro della didattica, in un percorso di eccellenza e non solo in quello, il ruolo del docente umano sarà sempre più importante ed il rapporto docenti-discenti, costruito su percorsi curati e su piccoli numeri, diventerà il principale segnale di qualità. La competizione del futuro in questo campo, come in molti altri, sarà chiaramente anche con l'intelligenza artificiale. Se però analizziamo le modalità con cui quest'ultima sta ottenendo i suoi grandi successi, modalità basata su una rielaborazione e sintesi di enormi quantità di esperienze memorizzate o create artificialmente, credo che possiamo concludere che sia davvero molto difficile eliminare il fattore umano quando si parla di didattica e di formazione. Sono cosciente del fatto che si dice spesso, con un filo di paura e uno di speranza, che in questo o in quel campo l'uomo non potrà mai essere sostituito dalle macchine. E quando sento affermazioni di questo tipo, io stesso chiedo, un po' per tranquillizzarmi e per motivarmi, almeno un esempio convincente. Secondo me la formazione è un buon candidato a fornire un tale esempio. Richiede quel misto di conoscenze, empatia e interazione che non è assolutamente facile né formalizzare né memorizzare e di conseguenza nemmeno riprodurre artificialmente. In altre parole, credo che anche ad una rete neurale arbitrariamente profonda mancheranno sempre i dati. Mi piacerebbe dimostrare matematicamente ciò che ho appena detto, ma non ne sono capace e passo il problema agli allievi. Comunque, a parte le mie convinzioni, torniamo alle domande. La scuola superiore di Toppo Wasserman sta usando il credito e le risorse che le sono state messe a disposizione per, cito testualmente il decreto ministeriale, promuovere la collaborazione tra scuole superiori di Ateneo e le altre istituzioni di istruzione superiore? Io credo di sì e credo che la nostra esperienza dia ottimi spunti per il futuro. Faccio qualche esempio. La nostra politica, quella del Consiglio Scientifico e mia, è stata quella di stimolare e seguire proposte che arrivano dalla nostra comunità, dai docenti, dagli alunni, dalle studentesse e dagli studenti. E così abbiamo affiancato ai corsi istituzionali anche cicli di conferenze e iniziative aperte alla cittadinanza e organizzate in collaborazione con le altre scuole superiori. Ieri, qui, in quell'aula, si è tenuto il terzo incontro nell'ambito del ciclo di conferenze dal titolo «Della pena che non sia solo pena», proposto ed organizzato dagli allievi di giurisprudenza, coordinati dalla vice direttrice Laura Montanari, che ringrazio, e in collaborazione con la Scuola Superiore di Torino, ufficialmente Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi di Torino. Abbiamo mandato 12 nostre allieve ed allievi alle Olimpiadi di Matematica in Romania, ed altri andranno alle gare internazionali di programmazione a Parigi alla fine del mese. Abbiamo ospitato l'incontro annuale degli alunni, il Fogolar, presso la nostra sede per parlare di populismo, liberalismo e missione formativa. E potrei fare molti altri esempi che mi pare forniscano argomenti convincenti. Ammesso che stiamo andando nella giusta direzione, non credo però
che sia né auspicabile né opportuno cercare di misurare su parametri numerici quanto siamo efficaci. Anzi, mi piace citare qui 2 unità di misura, difficili da rendere numericamente, ma a mio parere molto significative per valutare la nostra efficacia. La qualità e la persistenza dei legami che gli ex allievi mantengono con la nostra struttura ed il tipo di competenze che ci viene richiesto di certificare, specialmente dall'estero, nel raccomandare gli studenti per i percorsi post-laurea. Sul primo ho già detto qualcosa, ricordando il nostro costante coinvolgimento nelle iniziative degli ex allievi. Sul secondo faccio presente che vengono spesso valutate molto più delle semplici abilità tecniche le capacità di lavorare in gruppo, la disponibilità ad acquisire conoscenze anche in campi diversi da quello in cui si è conseguito il proprio titolo di studio, la pura e semplice curiosità intellettuale. Tutte competenze che in un percorso come quello offerto dalla superiore, percorso accompagnato da tutori sia docenti che studenti naturalmente interdisciplinare, fornisce in modo quasi scontato. Insomma, ridurre la valutazione di queste capacità ad un numero non so se sia possibile, ma sarebbe sicuramente uno svalutarle ab initio. Un ultimo commento sulla tipologia di competenze richieste una volta usciti dall'università. Non escludo che forse anche come reazione alla preoccupazione che tutti proviamo nei confronti di un ruolo diverso e sempre più centrale delle nuove tecnologie, sia hardware che software, nelle nostre vite, si stiano rivalutando proprio quelle competenze che da sempre chi insegna sa quanto sia difficile stimolare. Credo che questa sia un'ulteriore conferma della singolarità del ruolo della formazione. L'impegno di tutti i direttori della rete delle scuole superiori di Ateneo, della quale facciamo parte, è quello di sfruttare questa singolarità e di sperimentare. Tutti vogliamo usare le risorse che ci sono state date e le potenzialità che abbiamo per moltiplicare e condividere le nostre iniziative, specialmente in collaborazione e in presenza. Si cerca di definire l'eccellenza anche in termini di capacità di cooperazione vera e di proposta. Anche quest'anno, quindi, un grazie al Rettore per avere continuato a credere nella SUPE, come la chiamiamo noi, ed un grazie a tutti i membri del Consiglio Scientifico. Un grazie all'Ardis, alla Regione, al Comune, sempre presenti al nostro fianco. E un grazie alla Fondazione Friuli, che ci ha sostenuto per prima, collaborando con noi non solo finanziariamente, ma anche con entusiasmo e con progetti condivisi. Il mio grazie personale è sentito alla segreteria, a Cristiana Martino, ad Angela Juretic, che mi risolvono problemi di ogni tipo e lo fanno sempre con ottime idee e un sorriso. Un grazie anche al nostro ex allievo Cagnetta per tutto il lavoro che fa e perché non riesce ad abbandonarci. Un augurio a tutti noi per il prossimo anno accademico e soprattutto un grazie alle allieve e agli allievi che oggi conseguono il loro titolo per aver condiviso con la SUPE questa prima ma credo importante parte del loro viaggio. Grazie a tutti. Grazie. Ora alla relazione del coordinatore del Polo e Lincei per la Scuola di Udine, Andrea Tabarroni. Buongiorno a tutte e a tutti. Alla fine ho deciso di cedere, se me lo permettete, a una tentazione a cui ho sempre cercato di resistere, ma che ormai, vicino ai 30 anni di insegnamento di una filosofia che viene da un passato lontano, è una tentazione che si fa sempre più forte ed è quella di aprire un intervento citando Platone. Dice Menone: puoi dirmi, o Socrate, se la virtù può essere insegnata o se invece può essere solo ottenuta con l'esercizio, ma non insegnata, oppure se non può né essere ottenuta con l'esercizio né con l'insegnamento, ma agli uomini tocca per natura, oppure in qualche altro modo. Fine della citazione. La virtù di cui si parla corrisponde abbastanza bene a quella che oggi chiamiamo eccellenza, cioè l'essere migliori di altri nel fare qualche cosa.
e che nel nostro Paese siamo abituati a collegare con il Made in Italy, con la moda, con il patrimonio culturale ed enogastronomico. Ma quella di cui vanno in cerca Menone e Socrate nel dialogo platonico è piuttosto l'eccellenza di chi ha il compito di governare la città, cioè del politico. E in una democrazia come quella ateniese, in generale l'eccellenza del cittadino, visto che sono i cittadini a governare la città. Oggi questo tipo di eccellenza è piuttosto screditata e della democrazia stessa siamo giunti a vedere le fragilità e talvolta persino le cecità, segno probabile di mancanza di eccellenza da parte dei politici e dei cittadini delle democrazie. Non è però su questo tema, naturalmente, seppure cruciale e bruciante, che vorrei brevemente attirare la vostra attenzione, bensì sulla vecchia domanda di Menone: l'eccellenza può essere insegnata e come? Non ho certo la pretesa di impartirvi una risposta, nemmeno quella di Platone, come tanti altri dopo di lui, ha eliminato l'urgenza di questo interrogativo. Però è proprio questa la domanda centrale a cui cerchiamo di rispondere, come del resto tanti altri educatori e formatori, in modo speciale qui alla scuola superiore, che è una scuola di eccellenza, ma anche in tutti gli altri corsi dell'Università di Udine. Ed è ancora per condividere esperienze e riflettere insieme intorno a questo interrogativo fondamentale che è nato nel 2021, in seno alla scuola superiore, il polo di Udine della Fondazione I Lincei per la Scuola, emanazione diretta in campo formativo dell'Accademia dei Lincei, a sua volta istituzione di eccellenza della cultura italiana. Compito del polo è quello di organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole secondarie, principalmente nelle materie fondamentali di italiano, sia lingua sia letteratura, di matematica e di scienze, a cui si aggiungono, qui a Udine, anche i corsi di cultura digitale e di filosofia. Dopo la scomparsa traumatica del primo presidente Luca Serianni, che abbiamo ricordato con affetto e stima in questa stessa occasione l'anno scorso, il nuovo presidente, Alberto Tesei, insieme con il Consiglio Scientifico, ha modificato la struttura dei corsi offerti dai poli della Fondazione I Lincei per la Scuola. Da quest'anno i docenti che si iscrivono, i docenti delle scuole superiori che si iscrivono, hanno l'obbligo di seguire almeno 5 lezioni tra quelle offerte online direttamente dalla Fondazione a Roma nelle 3 materie di italiano, matematica e scienze. Quindi ai poli locali, come quello di Udine, spetta il compito di organizzare lezioni e laboratori didattici che possono essere seguiti sia in presenza sia online per le restanti 15 ore delle 25 previste per ogni corso. Entro un contesto come questo, qui a Udine, con il prezioso supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio Scolastico Regionale, abbiamo quest'anno inaugurato anche una speciale collaborazione con il Liceo Scientifico Marinelli, che è il risultato tra i vincitori del bando ministeriale Futura, la scuola per l'Italia di domani, bando lanciato nell'ambito del PNRR per progetti di sperimentazione formativa sui nuovi curricoli digitali. Sono quindi in fase di organizzazione ulteriori 3 corsi dedicati rispettivamente all'utilizzo del cinema nella didattica, agli strumenti dell'intelligenza artificiale a scuola e al rapporto tra tecnologia e scuola primaria. Il tema del digitale costituisce quindi, lo ha ricordato anche prima il direttore Policriti, costituisce quindi, ben lo si comprende, un asse portante dell'esigenza di aggiornamento degli insegnanti ad ogni livello. In questa prospettiva, allora, occorre menzionare anche la partecipazione dell'Università di Udine all'avviso pubblico del Ministero dell'Università e Ricerca per la presentazione di proposte progettuali in vista della creazione di 3 Digital Education Hub nazionali, sempre nell'ambito PNRR, con lo scopo di migliorare la capacità del sistema della formazione superiore di offrire istruzione digitale a tutti gli studenti universitari, nonché di impostare progetti didattici correlati anche alle tecnologie di intelligenza artificiale. Da questi sviluppi anche il Polo Lincei di Udine prevede di trarre stimoli e strumenti per approfondire e ampliare la propria offerta
rivolta principalmente alle scuole e agli insegnanti del territorio regionale, ma aperta anche alla partecipazione da ogni zona d'Italia. E così la domanda di partenza in un certo senso si complica e diventa: come si può insegnare l'eccellenza, la virtù, anche attraverso il digitale? Questo nuovo ambiente, che l'ancora recente evento pandemico ci ha abituato ad abitare, offre molte nuove possibilità, ma altre ne sottrae. E le sue potenzialità, come i suoi rischi, nel campo dell'educazione sono ancora in gran parte da sperimentare e da scoprire. E ancora più forte è la sfida al mondo della formazione portata dalla nuova frontiera del digitale, da quella intelligenza artificiale generativa in cui si tratta ancora di apprendimento, ma di apprendimento delle macchine, machine learning, e che a loro volta queste macchine potranno essere utilizzate come strumento e come ambiente dell'apprendimento umano dell'eccellenza. Quindi i nuovi scenari propongono nuove sfide che possono entusiasmare o sgomentare a seconda che l'accento cada sull'opportunità o sui rischi. Ma certamente le nuove sfide vanno affrontate con uno sforzo di conoscenza e di consapevolezza, uno sforzo sempre rinnovato e approfondito. E questo è esattamente il compito che ci spetta come educatori, vale a dire, per tornare a Platone e al suo mito della caverna, come liberatori di schiavi, schiavi dell'ignoranza. E allora concludo con un'altra citazione, tratta questa volta da un libro recentissimo di cronache scolastiche del XXI secolo, scritto da un docente di filosofia e storia nei licei che si chiama Alessandro Salerno. A pagina 79 di Platone è per sempre, questo è il titolo del libro, a pagina 79 leggiamo: colui che vorrebbe liberare gli schiavi è chiunque utilizza la parola non per sottomettere gli altri e tenerli soggiogati con favole, spettacoli, miti e leggende, ma per ricercare insieme con l'altro la verità in un dialogo da uomini liberi. Grazie. Grazie. Ora la parola alla rappresentante degli allievi della scuola, Martina Spollero. Magnifico rettore, direttore della scuola, autorità, membri della comunità accademica, allieve e allievi, signore e signori. Pur avendo assistito 3 volte a questo momento da spettatrice, non nascondo una certa emozione nel prendere la parola qui oggi, perché insito nel ruolo stesso dei rappresentanti è lo sforzo perpetuo di sintetizzare in una sola voce, nel nostro caso 2, perché anche se a parlare stamane sarò solo io, nel quotidiano il lavoro è frutto di un impegno sinergico insieme ad Andrea Perbellini. Dicevo, sintetizzare in una sola voce il magma vivace di tante idee, punti di vista, necessità e opinioni. Un contesto come quello della scuola superiore, che oggi abbiamo il piacere e il privilegio di celebrare insieme in quanto membri di una comunità, non può che costituire da questo punto di vista un bacino dinamico di incontro, confronto e crescita. Siamo molto felici di poter dire che quest'anno in modo particolare il dialogo ha rappresentato un trait d'union forte e costante tra alunni, personale amministrativo e docenti. Per riprendere le parole della rappresentante che mi ha preceduta e che in questa stessa occasione un anno fa aveva opportunamente sottolineato il ruolo cruciale di una presa di coscienza a tutti i livelli, di quelle che sono le problematiche legate alla prassi con cui si è soliti parlare dell'eccellenza e la necessità di un aperto e sincero confronto sul tema del benessere emotivo, psicologico e sociale, possiamo dire che la scuola ha avuto il coraggio di accogliere le esigenze manifestate dagli allievi, ritenendo dunque che all'eccellenza non andasse associata una sterile performatività fine a se stessa, quanto piuttosto l'idea di un percorso di crescita non necessariamente lineare e non privo di ostacoli. Così facendo, accanto all'immagine di una comunità, quale noi siamo, si è finalmente affiancata anche la percezione del singolo, con un'attenzione sì ai risultati, ma anche alle fragilità. Qualora vi fosse ancora il bisogno di ribadirlo, essere bravi, qualsiasi cosa questo voglia dire, poco ma sicuro non implica essere perfette macchine da esami.
Per quanto banale questa osservazione possa sembrare, non è tuttavia così scontata ed è importante che in un momento in cui la scuola è al centro dell'attenzione, come oggi, si sia scelto di far intervenire un'esperta sul tema della salute e del benessere mentale. Da un sondaggio anonimo proposto alle allieve e agli allievi qualche mese fa, infatti, è emerso con un'incidenza non trascurabile un problema ricorrente legato al sentimento di inadeguatezza rispetto al contesto in cui siamo inseriti e alla sensazione di dover dimostrare, attraverso risultati tangibili e quindi incontrovertibili, di meritare il privilegio che questo percorso riconosce a tutti noi. La narrazione mediatica relativa al mondo dell'università non può che incrementare questo senso di inidoneità e acuire un'insofferenza dovuta alla distanza, reale o non, di quella che è la nostra esperienza quotidiana rispetto a un ideale irraggiungibile. Contribuisce a tale fenomeno in particolare la rappresentazione fuorviante di eccellenze extraordinarie, reintegrate però in un quadro di più totale ordinarietà. Aspettative altissime, dove l'essere performanti in ossequio a standard irrealizzabili diviene l'imperativo disciplinante di uno studio che non ha più la formazione dell'individuo come suo centro oppure obiettivo privilegiato. Essere eccellenti, lo ripetiamo, non equivale a essere impeccabili. E pensiamo che il grado di consapevolezza sul tema abbia ormai raggiunto un punto in cui non si può più soprassedere a discorsi inesatti che inaspriscono la pressione già di per sé alta legata alla richiesta aggiuntiva che un percorso come quello della scuola richiede a tutti noi, in termini di studio, di tempo e di energie. Discorsi che sono fin troppo spesso il frutto di una modalità attraverso la quale questo percorso viene presentato, nella maggior parte dei casi da chi lo vede da fuori, lo conosce poco o non lo conosce per niente, perché, come si sa, è sempre meglio recensire un libro prima di averlo letto, perché sia mai che la lettura possa influenzarci nel giudizio. Le criticità strutturali evidenti del concetto di merito, così come di quello di eccellenza, sono state sollevate a più riprese e in quanto allieve e allievi di una superiore universitaria, con tutti i privilegi che, lo riconosciamo, questo status comporta, non possiamo certo ignorare la problematica, che in un modo o nell'altro riemerge spesso anche nei discorsi dei rappresentanti delle altre scuole di eccellenza e siamo chiamati quantomeno ad affrontarla in tutta la sua complessità. Invece di ingaggiare lunghe disputazioni, dal momento che, come diceva ironicamente Manzoni dei libri, di polemiche ne basta una per volta quando non è d'avanzo, sarebbe forse più produttivo interrogarci su cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per migliorare la situazione. Il nostro ruolo, tuttavia, non è certamente quello di serrarci tra le mura di una prigione dorata, convincendo chi la vede dal di fuori che la sua è una percezione distorta, quanto aprire il più possibile, attraverso la condivisione dei saperi, una finestra sulla nostra particolare realtà di studenti e studentesse della scuola superiore, mettendo a disposizione, a beneficio del maggior numero di fruitori possibili, i risultati che sono frutto della nostra dedizione e delle opportunità formative offerte dalla scuola. Rivolgiamo quindi un sentito ringraziamento ai rappresentanti della RIASSISSU, la rete delle scuole di eccellenza, perché attraverso il loro impegno è stato possibile incrementare i contatti con gli studenti delle altre scuole, favorendo lo scambio di opportunità. Un ringraziamento al direttore Policriti per aver supportato iniziative extracurricolari aperte non solo a tutta la comunità accademica, quanto anche alla cittadinanza, promuovendo anche al di fuori l'idea che il nostro non sia un regime autarchico in cui coltivare un mero nozionismo fine a se stesso, alimentando insulsa competitività, bensì un ambiente creativo, dinamico, in cui da iniziative di studenti e professori possono nascere progetti che propongono l'immagine di un sapere come condivisione del sapere. Ringraziamo a tal proposito anche il corpo docenti, per il tempo e le competenze che mettono a disposizione di noi studenti nella realizzazione dei corsi interni e nei percorsi individuali durante la stesura delle tesine. Un ringraziamento particolare, inoltre, ci sentiamo di rivolgerlo a Cristiana Martino e Tindaro Marullo per la gentilezza e la disponibilità con cui ci supportano e sopportano, cercando di venire sempre incontro alle nostre esigenze. Concludiamo con un pensiero alle allieve e agli allievi che oggi portano a compimento il loro percorso presso la superiore e che riceveranno il diploma. Il nostro più caro augurio è rivolto a voi, che avete condiviso tanti momenti assieme a noi tra queste mura che possiamo in un certo senso chiamare casa, affinché sia per voi non un punto di arrivo, bensì di partenza, indipendentemente dal percorso che sceglierete di intraprendere per il vostro futuro e da come vorrete mettere a frutto quanto maturato con fatica durante questi anni.
perché la scuola è stata per voi, è per noi e sarà per le matricole del domani un investimento finalizzato in primo luogo al miglioramento di sé, in un ambiente che certo sa mettere sotto pressione, ma che non potrebbe essere più stimolante, grazie soprattutto alla possibilità di vivere in comunità. Vi porgo, a nome di tutta la comunità della SUPE, il più sincero augurio, perché, per riprendere un po' il motto della nostra università, vos estis futura. Grazie. Grazie. Ora l'intervento del Presidente dell'Associazione Alumni della Scuola Superiore, Giacomo Alzetta. Buongiorno a tutti. Porgo i saluti da parte dell'Associazione Alumni alle autorità qui presenti, al direttore della scuola, il professor Alberto Policritti, al rettore, il professor Roberto Pinton, al direttore generale dell'Ardis, Pierpaolo Olla, all'assessore comunale Federico Pirone, all'assessore regionale Barbara Zilli, e anche a tutti gli allievi e allieve della scuola, con particolare attenzione ai diplomandi e diplomande e le loro famiglie che oggi sono qua presenti. Oggi siamo qui per inaugurare l'anno accademico 2023-2024 della scuola superiore, che è un traguardo importante in quanto abbiamo raggiunto il 20° anno di attività della scuola, che ha iniziato ad accogliere gli studenti nell'ottobre del 2004. In questi 20 lunghi anni sono stati centinaia gli studenti che hanno frequentato e vissuto nella scuola. I primi diplomi sono stati consegnati quasi 14 anni fa e ormai moltissimi alunni hanno carriere ben avviate in Italia e all'estero. Per far sentire tutti un po' più vecchi, faccio presente che ad oggi, e in realtà già da un paio di anni, i più giovani allievi della scuola sono nati dopo l'avvio del primo anno accademico nel 2004. Possiamo sicuramente affermare che la scuola è un elemento storico ormai di UniUd e del panorama educativo friulano. Panorama che è da sempre unico, con un'università fondata dall'iniziativa popolare post-terremoto, che si è evoluta arrivando a fornire oggi un'ottantina tra corsi di laurea triennale e magistrale e che, secondo la graduatoria del Censis pubblicata nel 2023, è seconda dietro a Trento tra le università di medie dimensioni. La scuola superiore si inserisce in questo contesto come un elemento aggiuntivo, un di più, che permette agli studenti più preparati e motivati di UniUd di potenziare il percorso formativo di uno qualunque di questi corsi di laurea attraverso corsi disciplinari e interdisciplinari aggiuntivi, ma anche attraverso altre risorse come i tutor o il contatto diretto con i professori che si stabilisce nel preparare le tesine di metà o fine anno, e soprattutto con la vita collegiale che avviene in questo palazzo e che permette agli studenti di conoscere, imparare, sfidarsi e dibattere i propri studi e opinioni personali in una fucina di idee e di passioni qual è la SUPE. Come Presidente dell'Associazione Alumni posso dire con certezza che tutti gli ex allievi ed ex allieve passate tra queste mura in questi 20 anni ne sono rimasti arricchiti, e questo si riflette anche nel successo e nella diversità di carriere che hanno poi intrapreso. Molti hanno proseguito il percorso accademico e ora sono ricercatori o professori in Italia, in Europa o perfino in Giappone e negli Stati Uniti. Altri hanno deciso di intraprendere carriere lavorative di rilievo, dalla NASA a Google, o addirittura di fondare la propria società. Altri ancora hanno deciso di dedicare la loro vocazione educativa e ora sono professori di scuole superiori. Per tutti quanti, l'esperienza della scuola superiore è stata di fondamentale importanza nello scoprire la propria vocazione e ha fornito un supporto nello sviluppo delle competenze tecniche ed umane che hanno permesso agli alunni di arrivare dove sono ora. Voglio concludere facendo i miei migliori auguri ai diplomandi e alle diplomande di quest'anno per l'inizio della loro avventura al di fuori della scuola. Spero che tutto ciò che avete imparato e vissuto qui dentro vi possa servire al meglio in queste nuove imprese. E un augurio anche a tutti gli allievi ed allieve della scuola per il nuovo anno accademico, affinché il vostro percorso formativo dentro la scuola possa darvi il massimo per i vostri studi, e perché i rapporti personali che state sviluppando qui dentro
possono essere solidi punti di riferimento della vostra vita futura, come lo sono per tutti ex allievi ed ex allieve che vi hanno preceduto in questo percorso. Grazie. Ora la cerimonia prevede la lectio magistralis dell'illustre ospite Vera Slepoi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, che terrà la sua lezione intitolata Disadattamento nelle strutture sociali. Allora, buongiorno a tutti. Ho rotto il rituale di stare sul podio e mi sono infilata invece nel tavolo. Facendo una relazione non scritta e quindi mentalizzata, mi richiede di stare comoda e di cercare di far portare a casa a coloro che sono qui presenti e coloro che tra un po' riceveranno il diploma qualche cosa che sia utile. Faccio i saluti perché ho capito che c'è un rito, quindi saluto il rettore, il preside, tutti coloro che hanno, relazionato. Tutte relazioni estremamente complesse. Ad un certo punto, quando è intervenuta la rappresentante degli studenti, ho capito perché la scelta sia stata fatta in modo così preciso, cercando di dare un contributo, non una risposta, ma un contributo, un'apertura su un mondo non sempre ben compreso, che è quello della psicologia, della psicanalisi che io rappresento, ma anche contestualizzare quelli che sono i due temi che io ho scelto. Li ho scelti su una richiesta del preside e ho cercato di scegliere qualche cosa che non fosse, essendo un tema generico che mi è stato dato, potevo scegliere qualsiasi argomento, sono stata libera, assolutamente libera, però ritenevo che la parola disagio e la parola disadattamento, così poco utilizzati, così assolutamente dimenticati e così molto cari nelle interpretazioni, negli studi del passato, poteva essere un'apertura verso determinate problematiche, perché il disagio è soggettivo ma è anche collettivo, il disadattamento è soggettivo ma è anche relazionale e anche sociale, quindi due temi importanti. Prima però di iniziare a farvi fare questo piccolo excursus su questi temi, mi preme dire che ho accettato questo invito perché una parte della mia vita si è svolta in Friuli, a cui devo molto, perché è una terra particolare, direi una civiltà interessante. Io appartengo a un'epoca molto, antica, mi sono laureata tra i primi in Italia in psicologia a Padova, quando non era nemmeno una facoltà, era un corso di laurea. Ho subito e vissuto i temi molto fragorosi e dolorosi del terrorismo, perché quando io mi dovevo laureare nel 77 era stato gambizzato Guido Petter e altre personalità del mondo culturale, intellettuale, scientifico in quel momento, quindi la mia memoria dell'università è molto complessa, perché psicologia a quei tempi eravamo circa 6, 7, 10 studenti, non di più. La mia tesi di laurea, che è stata Devianza e meccanismi di controllo, e ne parlo perché paradossalmente, pensando all'intervento di oggi, si inseriva anche il grande tema della devianza, dove le nostre tesi di laurea, una parte, erano state bruciate, distrutte. Quindi questa mia venuta in un ambito, e ringrazio di avermi dato questa opportunità, ma anche questo impegno, perché comunque sia devi fare una lezione, è una lezione che deve avvenire in un tempo estremamente ridotto, devi cercare di dire delle cose e dentro queste cose voglio aggiungere anche l'invito e l'accorato, profondo pensiero che la dottoressa, il nome non me lo ricordo, Spollero
ha invitato, cioè la fragilità e questo grande, accorato bisogno di trovare nell'individuo e non solo nel risultato una ragione d'essere. Però qui si inserisce un problema molto complesso che riguarda il nostro tempo. Io ho parlato del mio tempo, mi sono laureata, c'era il terrorismo, abbiamo vissuto situazioni molto complesse, però bisogna fare molta attenzione perché comunque il pericolo della non democrazia, il pericolo che nel mondo intellettuale, nel mondo del pensiero si possano comunque ricreare proprio dentro il disagio e dentro il non ascolto e dentro la solitudine meccanismi che possono, non dico ripetersi, ma che possono portare comunque sia a una chiusura, direi psicologica oltre che culturale. Perché la chiusura psicologica è complessa? Perché ti porta a non ascoltare, ti porta a non capire, ma soprattutto ti porta ad escludere il confronto e la dialettica, estremamente importante per tutto quello che riguarda la crescita. Quindi il disagio è un elemento soggettivo che riguarda la storia personale, la complessità del mondo a cui io appartengo, che in parte è la psicologia, che diciamo una scienza generica, e la psicanalisi, che vorrei precisare, è un metodo, una metodologia di cura delle malattie nervose mentali. Vorrei che si chiarisse questo, anche se siete in un ambito accademico, molto spesso si fa questa confusione. La passione, la fascinazione del mondo psicologico è diverso, la conoscenza dei meccanismi del comportamento umano, di quelle che sono le tecniche che si imparano, passando anche attraverso un lavoro rigorosamente personale, oltre che didattico, ma è una metodologia di cura. Non è cioè, molte volte si pensa che l'amore, il sentimento e la passione possano curare, non è assolutamente così. Ecco, quindi entriamo già in un tema complesso. Pensiamo che le emozioni, ad esempio, siano sempre necessariamente positive. Le emozioni, se non vengono ben coordinate, ben delineate, diventano una problematica che riguarda anche la fragilità e riguarda anche il risultato, ad esempio, visto che siamo in questo ambito, di uno studio, di una disciplina. Quando preparate un esame, quanto incide l'autostima, quanto incide come siete arrivati a questo ambito di eccellenza. Ecco, quindi il percorso del successo presuppone comunque un equilibrio, un convincimento e una forza di volontà e una fatica. Quello che oggi è estremamente complesso da individuare è proprio il concetto di fatica. Siamo molto più protesi al risultato. Il nostro disagio oggi non è stare fuori dagli schemi che dobbiamo comunque accettare. È chiaro che il mondo dei social, e qui possiamo aprire 2000 universi, però è un mondo complesso che ha formato e forma una parte della nostra coscienza. Cioè voi appartenete già, parlo agli allievi che oggi hanno raggiunto il loro risultato e prenderanno il diploma, appartengono comunque a un mondo che non è un mondo della relazione, non è un mondo del confronto, è un mondo solitario, perché i social sono un mondo estremamente solitario, però è la nostra realtà, quindi bisogna imparare a gestire in modo diverso la solitudine del pensiero, la solitudine della radiazione. Infatti nel mio tema, quando mi è stato chiesto di cosa volevo parlare, ho aggiunto strutture sociali. Strutture sociali non sono gli edifici, non sono come funzionano gli organismi che si occupano della società, il comune, la regione, organismi di vario genere. Sono i meccanismi dentro i quali noi stabiliamo delle relazioni con il mondo esterno. Sociale vuol dire società, vuol dire civiltà, vuol dire tutti i luoghi dentro i quali noi ci dobbiamo relazionare con gli altri. Nel 1932, a ridosso del nazismo, che stava comunque costruendo il proprio percorso, diventava sempre più visibile quello che stava accadendo in Europa, due personaggi straordinari, a mio avviso, anche se contrapposti, decidono di farsi un carteggio, che è Sigmund Freud e Einstein.
Einstein e Sigmund Freud non si sono mai incrociati, però Einstein decide di scrivere a Sigmund Freud in un carteggio molto famoso, per chi vuole poi andarselo a vedere, dove il problema di Einstein è la guerra, cioè pone il quesito a Freud se è possibile che l'umanità possa non incappare continuamente in un meccanismo violento e aggressivo che è la guerra. Perché ve ne parlo? Perché la parola disagio ha fatto sì che Freud fosse interpellato per un suo famoso studio, opera, che si chiama Disagio della civiltà. Però sicuramente voi già di fronte alla parola civiltà vi trovate dentro un'ambivalenza, non usiamo più determinate parole. Ad esempio io ho fatto la tesi sulla devianza, ma è un termine che non viene più utilizzato. Quindi come dire che noi, non è che devianza vuol dire che deviamo. Devianza significa che comunque non riusciamo a stare all'interno di una struttura di normalità. Ma anche questa è una problematica complessa, perché sulla normalità è molto difficile entrare nel merito. Quale tipo di normalità? La normalità istituzionale, la normalità dello Stato, la normalità delle regole sociali? Dove si formano le regole sociali? All'interno della famiglia? All'interno del mondo esterno? Quindi vedete che sono tutti temi che oggi sono non solo scomparsi, eppure sono assolutamente presenti, e sono così presenti che il disagio che riguarda la fragilità, il non sentirsi compresi, il non saper come far stare le nostre abilità, le nostre eccellenze con il risultato che ci viene chiesto, che si chiama esame comunque di realtà. Quindi questa modalità di pensare che cosa vuol dire essere al di fuori della norma oggi è molto molto presente e molto complesso, perché se voi guardate noi viviamo in una società che sappiamo molto poco l'uno dell'altro, ma non l'uno dell'altro, l'amico e l'amica, ma i luoghi, il mondo che viene da fuori, il mondo degli extracomunitari, che è dentro un grande dibattito. Dove lo mettiamo? Lo conosciamo? Lo facciamo stare nel nostro mondo? Oppure semplicemente dentro la parola accogliamo, però poi dopo l'accoglienza fisica non riusciamo a strutturare, visto che ci sono anche delle presenze istituzionali, bisogna iniziare a pensare che una volta che immetti in una struttura qualcosa di nuovo lo devi comunque contemplare, che ci piaccia o non ci piaccia. Se in questa stanza entra in questo momento una persona, non quelli che stanno entrando adesso, ma una persona vestita, non so, di carnevale, noi interrompiamo la nostra norma e dobbiamo assolutamente rivolgersi verso qualche cosa che stia entrando e che interrompe la nostra conoscenza. Per farvi alcuni esempi di quanto complesso sia la parola disagio e disadattamento, ma di quanto sia fondamentale che riusciamo a iniziare a contemplarlo. Tornando al carteggio di Freud e Einstein, dove Einstein chiede questo, Freud dà una risposta che poi è all'interno di questa sua opera, che consiglio veramente, seriamente di leggere, che è Il disagio della civiltà. Cioè praticamente Freud, e poi è stato un loro carteggio importante, dice: l'umanità per organizzarsi, per quindi diventare civiltà, cioè per uscire dalla parte primitiva dove l'individuo nelle foreste sopravviveva, si organizzava individualmente, guardava al cielo, poi faceva anche i graffiti, quelli che noi troviamo nelle grotte, e perché comunque l'umanità ha sempre guardato il cielo, ha sempre guardato la natura, si è sempre sentito all'interno di un mondo. Cosa succede? Che la civiltà poi riguarda l'organizzazione. Lei ha trattato temi molto importanti sulla caverna, eccetera, che ci stanno anche su questo bisogno di filosofia e bisogno di comprendere a che punto siamo, perché agiamo in un determinato modo. Quindi l'umanità ad un certo punto ha dovuto scegliere tra la felicità e la sicurezza. Quindi Freud dice: siccome l'umanità, per reggere, per coesistere, per far sì che in questo momento non ci sia qualcuno che accoltella l'altro,
per far sì che siete tutti comunque all'interno di una sovrastruttura che si chiama superio, comunque si chiama gestione del comportamento. Affinché avvenga questo, l'umanità ha dovuto ridurre tutto il mondo delle pulsioni. La riduzione del mondo delle pulsioni vuol dire, su questo sempre Freud ha scritto al di là del principio del piacere, come dire, l'umanità è anche soggettività, quindi ognuno di noi ha dovuto rinunciare nella storia dell'umanità fino a qualche tempo fa, attenzione, perché adesso noi siamo in una fase molto complessa dove non accettiamo la riduzione del principio del piacere, anzi abbiamo basato da Ronald Lang e Goffman, lì ho diviso tutto un mondo degli anni 60 dove comunque le regole, le sovrastrutture dovevano essere eliminate perché all'interno di questa eliminazione l'individuo poteva essere felice. Questa è stata la grande utopia degli anni 60 e 70 a cui ancora oggi noi apparteniamo senza rendercene conto. Quindi Freud dice la sottrazione della pulsione comporta un meccanismo molto complesso e qui entriamo nella parola disagio e nella soggettività che riguarda l'individuo umano. Quando tocco questi argomenti dentro quello che sono, diciamo, la scientificità di alcune regole. La psicologia dell'età evolutiva non l'ho inventata io, ci sono stati grandi scienziati a cui però dobbiamo riconoscere. Il bambino ha bisogno, per avere una buona affettività e quindi per essere in grado di capire gradualmente come costruire la propria identità, perché la costruzione della propria identità vuol dire sicurezza della possibilità di gestire in modo adeguato le tue caratteristiche, e l'accettazione delle tue caratteristiche è il luogo anche del successo scolastico, anche del successo sociale, personale, perché vuol dire che tu sai come utilizzare te stesso. Se voi siete arrivati qui, 13 che oggi verranno premiati, hanno fatto una scelta, perché guardate che tutte le grandi teorie, se l'individuo viene influenzato dalla società o altro, in realtà ciò che l'individuo vive, vede e gestisce ti influenza, ma la soggettività riguarda come tu scegli e come tu dirigi ciò che vedi e ciò che senti. Il grande mondo dei sentimenti, delle emozioni, è soggettivo. Poi certo ci sono meccanismi che poi diventano e si trasformano in collettività, cioè che appartengono un po' all'umanità. Quindi questa sottrazione di cui parla Freud, per cui l'individuo ha dovuto rinunciare alle proprie pulsioni, al piacere e stare all'interno del superio, quindi del dovere, delle regole sociali, è una delle grandi luoghi del dolore che Freud dice ad Einstein che non è di facile soluzione. Cioè lui non dà delle soluzioni, perché di fatto dice, essendo l'individuo all'interno di meccanismi che lo rendono comunque non felice, perché deve rinunciare al piacere, alle proprie pulsioni, ma nello stesso tempo è condannato, se vuole sopravvivere a se stesso. L'umanità, se siamo nel 2023, è perché comunque l'umanità ha rinunciato pesantemente alle pulsioni. Poi ci sono state epoche in cui le regole sono state così tremende, così terrificanti, però comunque hanno una loro logica. Quindi il disagio oggi è riuscire a far stare la tua solitudine, perché hai internet, i social, poi sì, hai i luoghi. Mi ha molto colpito la parola casa con cui ha quasi concluso l'intervento la Spollero, che dice è la nostra casa, perché effettivamente nel passato l'università dove tu andavi, seguivi le lezioni, eccetera, non era la casa, era un luogo magico, ma un luogo anche terrifico, un luogo comunque dove tu entravi con un atteggiamento di rispetto verso la conoscenza. Quello che è straordinario in questa giornata di oggi è che si parli di conoscenza, si parli di sapere, si parli di riconoscersi in un'eccellenza che non è
avere, non so, una macchina di un certo tipo, andare a Sanremo sul palco, fare determinate cose, influenzare qualcuno, avere 200.000 mi piaci, che poi anche lì stiamo scoprendo che non sono sempre reali, no? I 5 milioni, 3 milioni, chissà se sono veri. Siccome è tutto estremamente non visibile, è tutto opinabile, però questo mondo invisibile ti impedisce comunque il confronto. Perché Freud e Einstein, che alla fine non hanno concluso grandi cose, ma hanno avuto il coraggio, due grandi menti, di confrontarsi. Non c'era un narcisismo della cultura, non c'era un narcisismo del sapere, nessuno si sentiva in possesso veramente di una conoscenza completa. Più conosci, più ti rendi conto quanto vorresti sapere di più. E questo non è solo la passione. Io ho scritto un libro, non è che parlo dei miei libri, comunque ho avuto la condanna, tra virgolette, pur non volendola, di scrivere diversi libri sull'amore, i sentimenti, cioè tutta una serie di luoghi. Ma il sentimento è un insieme di situazioni e la passione non è detto che sia l'eccellenza del nostro comportamento che ci renda felici, perché la passione è un reticolo molto complesso, molto fuorviante, talvolta emotivo, ma non è detto che poi ti porti veramente al sentimento che è la passione, il riconoscimento, l'empatia, cioè bisogna stare attenti, perché oggi viviamo in un tempo in cui le passioni, l'emotività, emozionarci, guardate, perché voi avete parlato del terremoto, avete parlato di alcune cose, io sono vissuta in Friuli in quel tempo, però facevo l'università in quegli anni in cui è successo, quelle serate famose dove comunque è crollato il mondo per questo paese meraviglioso che è il Friuli, che però si è sentito anche condannato ma poi è riuscito a rinascere. E la rinascita del Friuli, a differenza di altri popoli, paesi che non hanno altri meriti, eccetera, è stato comunque di non aspettare che ci sia l'altro. Non hanno aspettato che ci sia un'entità che risolveva il problema, una sorta di padre o madre, no, ideale. Si sono messi a lavorare, hanno detto risolviamo intanto le cose, poi si vede facciamo da soli. La complessità oggi del disagio sociale è che non è semplice che un adolescente, ad esempio, faccia da solo. Perché per fare da solo devi aver chiaro qual è la strada da intraprendere, devi comunque aver avuto delle regole, se non delle regole, delle indicazioni. Bettelheim in un bellissimo libro, nel passato edito da Feltrinelli, adesso non so chi lo edita, io sono antica, anziana diciamo, e un genitore quasi perfetto ti dice chiaramente, per essere il buon genitore non esiste. Non è che è inutile che i padri e le madri leggano, no? Tutto sulla psicologia, la pediatria, tutto quello. Devono decidere cosa vogliono essere, devono decidere qual è l'identità che vogliono dare di se stessi. La strada e l'indicazione il genitore la deve dare. La scuola, l'università devono darla. L'università ancora conserva delle sue ragioni d'essere, il rituale. I rituali sono importanti perché comunque ti danno il segno archetipico di che cosa vuol dire una regola. Quindi per tornare a come si arriva al disagio e alla solitudine, perché l'affettività e l'identità si formano nei primi anni di vita e non è come dire che il ciliegio nasce prima la ciliegia poi il fiore, no, prima nasce il fiore poi nasce la ciliegia, quindi è inutile che quando io tocco questo tema è sempre un tema fragoroso, quando io dico guardate che il bambino per stare bene deve vivere con la mamma non con il papà, è fragoroso perché adesso è tutto interscambiabile, non lo puoi dire perché sennò vai dentro il politicamente corretto, però il povero Piaget, Winnicott, gli studiosi della psicologia dell'età evolutiva erano esenti da questo, le tappe evolutive esistono. Cioè noi facciamo parte dell'universo, non siamo umani, ma siamo anche biologicamente connessi alla natura delle cose. Il dentino, il bambino, gli viene fuori ad un certo punto, non è che gli viene fuori mentre è dentro il grembo materno, cioè dobbiamo accettare comunque le regole. Il disagio è molto legato all'affettività, il non sapere dove stare, il non sapere cosa essere.
l'inadeguatezza che lei ha usato, sempre lei Spoleto, mi ha colpito anche il rettore, cioè, però comunque sia il disagio è quando tu comunque non ti senti ben ancorato, non sai bene come gestire ciò che vai a incontrare che è diverso da te. Perché il problema enorme dell'umanità oggi è non avere un'identità propria, ma prendersi l'identità di qualcun altro, perché gli influencer sono stati fantastici, lo dico negativamente, ma ormai chi fa il mio mestiere accetta la realtà, guai se tu pensi di non lavorare sulla realtà, però ti devi anche chiedere perché l'originalità non va più di moda, perché bisogna essere tutti uguali. Oggi il problema è non essere diverso, perché se sei diverso però nello stesso tempo ci si batte perché non ci sia la diversità. È molto complesso quello che sta accadendo involontariamente, non è che c'è un Dio superiore, un Soros, un cosa che ci condanna a qualcosa, cioè non dobbiamo entrare sempre nel complottismo, perché comunque l'umanità va comunque per conto suo e troverà anche delle soluzioni, però sul disagio è bene metterci d'accordo, perché il disagio vuol dire che non sai bene dove stare, ma per decidere dove stare devi comunque essere, per essere devi aver avuto un percorso un minimo accettabile e il bambino inizia ad avere l'idea di se stesso nei primi mesi di vita. Il seno buono, seno cattivo, Winnicott, Melania Klein, Anna Freud, cioè non è che sono, non so, a Sanremo probabilmente non saprebbero dove metterli, però comunque per noi, per il nostro mondo scientifico, non dialettico, scientifico, quello ha valore. Se il bambino quando nasce ha bisogno di essere rassicurato, il neonato dipende totalmente dalla madre, totalmente, o dalla madre se non c'è il corpo della madre comunque di qualche altro corpo. Però comunque questo noi non sempre lo accettiamo, pensiamo che il bambino comunque, infatti già a 1 anno gli diamo il telecomando, con grande orgoglio le mamme, magari che vengono in terapia, ti dicono però già lui sceglie, dico scusi quanti anni ha? Ma guardi a 2 anni ma già sceglie lui, i maglioni, sceglie. Quindi questa precocità è fuorviante, perché non è che il nostro bambino sarà migliore, più sveglio, però noi gli diamo una responsabilità di scegliere molto grande, senza che abbia gli strumenti, come dire, scala la montagna ma non ti do gli scarponi, non ti dico come si attraversano i sentieri, non ti do nessuno strumento. Quindi vedete che è estremamente complesso non entrare nel disagio, perché il disagio è quando tu non riesci a far stare te stesso dentro quello che vai a incontrare fuori dopo. Il bambino inizia a percepire la realtà esterna molto presto, prima ancora di avere percepito la propria realtà, la propria identità. Poi certo, i bambini fanno quello che possono, poi si organizzano. Le baby gang, che è un tema molto attuale, ma che rappresenta la summa, una sorta di figura totemica di che cos'è il passaggio dalla socialità alla criminalità. Questo viene descritto molto bene da molti professionisti che hanno scritto saggi sulla devianza è un termine antico, comunque sulla difficoltà di inserire se stessi nel mondo esterno, perché la piccola criminalità, quella che poi viene esaltata, riconosciuta e addirittura accettata, sono i trapper e i rapper. La musica, così come i social, sono diventati il luogo della formazione, che ci piaccia o no. Perché quando tu tratti il tema della famiglia e dici guardate che il bambino per stare bene deve fare determinate cose, ti dicono però il genitore deve andare a lavorare, a chi lascia i bambini li deve mettere al nido e siccome deve lavorare nel nido, io lo chiamo una sorta di orfanatrofio, che non vuol dire condannare i nidi che sono fantastici, però il problema è chi ha le mie competenze e che appartiene a questo mondo della disciplina che studia il comportamento umano e anche come si ammala. E non è che io posso inventarmi che al bambino gli fa bene stare fuori dal corpo materno, stare fuori dalla casa, non avere luoghi di riconoscimento.
perché poi dopo il disagio si trasforma, ma non subito, si trasforma nei passaggi disconosciuti e molto importanti che sono quelli della preadolescenza e dell'adolescenza, perché oggi il problema sono i 10 anni, gli 11 anni, i 12 anni. Quindi una mia paziente che ha 15 anni e che è in terapia perché ha intrapreso la strada dei trapper, rapper, con coltelli, denunce, cose varie, abbandono scolastico e quant'altro, famiglia assolutamente apparentemente normale, ma chiaramente assente. Però quando io le ho chiesto, parlo proprio di 15 giorni fa, ho detto scusate, ma perché vi accompagnate a personalità che comunque delinquono, che comunque provengono da situazioni complesse? E ti dicono perché facciamo paura, perché uscire con un soggetto che è identificabile, no? In un determinato modo veniamo rispettati e la cosa ti lascia assolutamente esterefatta, perché vuol dire che c'è una fragilità che non è solo quella di essere valorizzati come individui nelle performance, no? Scolastiche, negli esami che date, ma c'è questo problema dell'essere comunque incapaci di sentirsi protetti. Quindi, visto che oggi ci sono anche delle istituzioni che sulla sicurezza e la protezione si devono preparare, perché se l'organizzazione sociale del futuro è fare paura e comunque gestire la contrapposizione tra chi ha le armi e chi non ha le armi, tra chi è aggressivo e chi invece è per bene o comunque non contempla. Infatti nella narrazione tra Einstein e Freud c'era il problema della pace. E noi siamo in piena guerra. Cioè, come fai? Cioè, come si fa? Non c'è una... Ecco, io mi auguro che le scuole di eccellenza mettano nei programmi anche questo. Cioè, bisogna riflettere comunque come fare perché non si usi più l'aggressività e la violenza. Perché il piccolo racconto poi non è solo l'unico caso che io ho, perché oramai quando tu hai molti casi, ad esempio io faccio questo mestiere da più di 40 anni, se in questi ultimi anni hai più adolescenti e bambini che non adulti, hai più maschi che non femmine, ti devi chiedere come mai c'è una, diciamo, strisciante malessere, disagio. Attenzione, poi questi sono disagi conclamati, visibili, evidenti, però il nostro ragazzino di 11-12 anni, quindi pubertà si chiama, vivono con la musica come riferimenti perché non hanno altro e vivono con determinati modelli di identificazione che non sono più i calciatori, cioè non sono più lo scienziato, sono altri modelli, il guadagno facile, perché molti nomi di questo genere che poi vengono anche incarcerati, sempre io ho 2 o 3 pazienti femmine, poi sui maschi dovremo aprire un altro. E loro ti dicono, io l'altro giorno ho detto, vabbè però, ho detto Gali, si può dire perché è un personaggio pubblico, va a Sanremo, quindi ha cambiato la sua tipologia. E lei mi dice, no, perché lei non sa, e mi inizia a raccontare tutto quello che riguarda il mondo dei trapper, dei rapper, questa Milano, Padova, i nomi, cognomi, dice, ma guardi che però i contenuti suoi non sono quelli di Sanremo. Quindi capite che si apre un mondo dove tu dici, va bene, le mie discipline erano di un tipo, però adesso devi inserirne altre, devi studiare i nuovi modelli di comunicazione, devi studiare bene che cosa fa cambiare una mentalità da un'altra, perché la risposta sociale, il conformismo sociale è questo. È l'aggressività e la violenza che sono penetrati a nostro malgrado dentro le pieghe della nostra vita. Quindi il disagio oggi è come si fa stare una scuola di eccellenza, uno studente che raggiunge i suoi risultati e che ha abbracciato la conoscenza con un mondo estremamente evanescente, estremamente complesso, che non affronta ma urla, giudica senza capire però il contesto. La contrapposizione non è un'evoluzione, la contrapposizione è la negazione e la rinuncia all'ascolto.
ma l'ascolto vuol dire pazienza, vuol dire non avere pregiudizi e non dare giudizi. Invece oggi pregiudizi e giudizi, che sono quelli a cui purtroppo l'allievo deve sottostare, no? Sono anche necessari per quello che riguarda il merito. Molte volte mi sono trovata, nel passato mi sono occupata delle problematiche delle tossicodipendenze, piccola comunità di Conegliano, tante altre cose, parliamo di tanti anni fa, perché adesso il problema delle sostanze stupefacenti è negato. Cioè c'è un mondo, un fiume di roba bianca che gira ed è quasi legittimato, quindi che le persone si alterino e non riescano a gestire se stessi e le proprie emozioni perché devono chimicamente entrare in questo merito è comunque una realtà, ma secondo me ormai il problema non esiste. Però di fatto comunque sia questa è una problematica complessa. Quindi tornando alle devianze, quindi al problema che ti fa uscire dai contesti, in certe situazioni mi sono trovata, perché chi fa uso di sostanze molto spesso non riesce a portare a casa un buon risultato scolastico, spesso lo abbandona, spesso non è preso all'interno di quelle che sono le conseguenze. Sempre ho cercato di far ripetere gli anni, cioè se veniva abbandonata la scuola, che si riprendesse la scuola, la conoscenza, l'atto di umiltà verso la conoscenza è fondamentale. La fatica di leggere una cosa che non sei tu egocentricamente, perché oggi sono tutti insegnanti, sono tutti psicologi soprattutto, terapeuti, ingegneri, sono tutti consulenti finanziari, cioè nel senso che una forma di narcisismo complesso si è insinuata nella nostra vita, mentre la scuola, leggere i libri, sottostare al mondo dell'altro, che non è sottostare in modo passivo, ma guardare quello che l'altro ti dice, è una delle vie salvifiche, è uno dei luoghi. Chi di voi oggi prende il diploma ha avuto la pazienza, il coraggio di sottomettersi alla conoscenza del professore? Oggi i professori vengono accoltellati, vengono picchiati, ma certo c'è un narcisismo complesso, ma il narcisismo, attenzione, nasce dall'isolamento e dalla concentrazione su se stessi. Chi delinque concentra su di sé una visione della vita, questo non vuol dire giustificare, ma capire. Capire non vuol dire giustificare. I femminicidi non sono la follia di una maschilità non risolta, semmai è la difficoltà assoluta dove si accetta la violenza come soluzione del dolore, soluzione di un'incapacità di gestire il mondo dell'altro, per tornare al disadattamento, perché la complessità oggi è far inserire il tuo mondo nel mondo dell'altro. Ecco, quindi questo è un po' quello che è il messaggio che io ho cercato questa mattina di rintracciare attraverso il disagio della civiltà, la cultura, il sapere, ma il confronto, l'umiltà, cioè il capire che comunque devi pensare che non possiedi l'intero universo, perché allora così riesci a contemplare il mondo. L'amore, ad esempio, è questo. È facile dire non è un possesso, eccetera. In realtà l'amore è il più grande atto di altruismo, dove l'individuo, dentro il desiderio dell'altro, decide non di riconoscersi, ma di comprendere ciò che è diverso da lui. Quindi io faccio gli auguri più belli, perché comunque voi appartenete, non dico a un'elite che è un brutto termine, ma voi comunque avete già fatto una scelta. Però attenzione, ve l'hanno detto poi tutti i relatori, poi dovete produrre, ma non risultati economici, non affascinatevi da quanti soldi vi danno. Quando io mi sono laureato, ho fatto e ho seguito un percorso, ma non mi sono mai chiesta quanto uno mi dava. Certo, c'è il problema della gestione economica, dell'autonomia, il bisogno di sentirsi finalmente slegati da una famiglia che comunque magari si è impegnata economicamente per te, ma è comunque la pazienza di trovare la strada, ma poi di viverla. Va bene anche la casa dell'università che diventa casa, però dobbiamo anche cercare di risolvere il problema della casa da cui proveniamo, che è la famiglia. Se non si sta bene in famiglia non la puoi rigettare, devi comunque cercare di dirtelo. Non puoi sostituire una casa con un'altra, è un'altra cosa.
Quindi ringrazio il magnifico rettore, fantastico, brillante, non è un rettore, sembra un'energia vitale, e ringrazio il preside che mi ha invitato, che ha voluto che io facessi questa cosa. Spero di essere stata all'altezza della situazione, però in contesti di questo genere mi sono rifiutata di fare una lezione, diciamo, io non uso le slide perché non sono un formatore. Con questo non voglio dire che non credo nella formazione, tutt'altro. C'è bisogno anche di tutta una serie di numeri e di regole e rigori. Vi auguro quindi un felice futuro, osate ma con rigore, perché comunque la fatica per arrivare a usare bene le vostre conoscenze, perché poi l'università ti porta al lavoro. Quindi io mi auguro per tutti un grande successo, e se non c'è, non mollate comunque. L'insuccesso esiste, ma nell'insuccesso tu devi scoprire cos'è che non ha funzionato. Un esame che non è andato bene, cerca di vedere cos'è che non hai fatto. Poi certo la comunità, questo mondo per noi non era proprio così, perché era molto politicizzato, era molto complicato nel passato, ma adesso è tutto estremamente più fluido. Ecco, questo la modernità, chiamiamola così, vi consente molte più libertà, però bisogna usarle per se stessi, ma anche un minimo per il bene degli altri. È fondamentale rilanciare la solidarietà, e questa università voi l'avete perché c'è stato chi l'ha voluta, chi si è unito, ha lottato, ha coinvolto e alla fine vi ha dato questa opportunità. Grazie a tutti e buon lavoro e buon futuro. Grazie a Vera Slepoi che ha tenuto la lezione magistrale. Ora il momento della consegna dei titoli finali. 13 gli allievi che hanno terminato il loro percorso alla scuola superiore nell'anno accademico 2022-2023. Chiamo davanti al palco il rettore e il direttore per la consegna dei titoli. Iniziamo con i diplomi di licenza, 9 gli allievi che sono entrati nella scuola del primo anno di università con l'iscrizione a una laurea triennale, proseguendo poi con una magistrale oppure iscrivendosi a una laurea magistrale a ciclo unico. Tutti hanno ottenuto il 110 e lode. Iniziamo con Virginia Bernardis. Nicola Dalcin. Emma Dalmas. Alberto Dal Sasso. Micaela Misciagna. Filippo Pavan. Sara Rovida. Nicole Valeri. Quattro invece gli allievi che hanno conseguito
il percorso formativo della scuola a partire dal 4º anno, iscrivendosi quindi a un corso di laurea magistrale che ricevono, nel caso di specie, l'attestato di merito per la frequenza. Sofia Tuzzi. Citiamo anche gli altri 3 colleghi di Sofia che non sono potuti intervenire qua oggi: Leonardo Ascoli, Lisa Martingano e Lorenzo Spadaccio, che hanno concluso il loro percorso e riceveranno l'attestato. Ora la cerimonia prosegue con l'intervento del musicologo Roberto Frisano. Il dottor Frisano poi dirigerà il coro Gilberto Pressacco, il coro dell'Ateneo Friulano, che eseguirà canti tradizionali friulani, ma non solo. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, siamo una piccola rappresentanza del coro dell'Università di Udine, Gilberto Pressacco, è un sottoinsieme, è un gruppo tradizionale friulano che da qualche anno con me sperimenta la riproposizione in forma più possibile spontanea del repertorio vocale friulano di tradizione orale. La nostra è una proposta costituita da esempi desunti da documenti sonori raccolti sul campo, anche da raccolte di trascrizioni effettuate quasi da 100 anni ormai a questa parte, e sono esempi che possono il più possibile rappresentativi dello spirito popolare, anche quelli meno frequentati, no, nella riproposizione poi folclorica e corale che ovviamente è molto presente sul nostro territorio. Oggi vi facciamo ascoltare canti del cosiddetto repertorio lirico-satirico, cioè sono quelli incentrati quei canti sui meccanismi di relazione fondamentalmente amorosa, no, tra gioventù maschile e gioventù femminile. Sono i temi, come dire, preponderanti, ecco, del canto popolare. Cerchiamo di considerare con questi ragazzi questi canti, che sono delle forme di comunicazione formalizzata attraverso il canto, erano come riflesso di una umanità con cui possiamo ancora condividere emozioni, affetti, pensieri, nonostante come dire, i nostri tempi siano ben diversi, insomma, rispetto a quelli di 100, 150, 200 anni fa. Però non temiamo l'apparente semplicità di questi testi, di queste melodie, anzi li riteniamo veri esempi di purezza espressiva. Speriamo, ecco, che questo nostro sentimento incontri, insomma, il vostro favore. Allora oggi, oltre a questi esempi friulani, vi facciamo per ascoltare un piccolo assaggio di altre tradizioni musicali limitrofe. Facciamo questa specie di percorso così un po' a spirale, perché questo è l'inizio di un progetto che mi vede personalmente coinvolto qui alla scuola superiore, con un ciclo di 4 conferenze che terrò al mese di maggio, dal titolo Dal locale al globale, dal Friuli al mondo, e sono dedicate all'ascolto guidato di musiche di tradizione orale, che reputo, insomma, una forma di conoscenza così delle altre culture un po' così dimenticata ai nostri giorni, ecco, in un mondo musicale dove ormai siamo sommersi, ecco, da molte cose, da molti stili, da molti generi. E così questo nostro intervento oggi è un po' l'inizio di questo percorso che poi si allargherà via via. Partiamo quindi dal nostro territorio con esempi raccolti in Carnia, nel Friuli centrale, ci muoveremo poi con piccoli assaggi verso il mondo sloveno, verso i territori alto-adriatici e più in là anche un piccolo esempio della pianura padana. Cominciamo con il Friuli.
come diceva alla fine, a chiantà sulla biela ore non si è mai perduto l'onore. Cantare da ragazzi, da giovani non è mai stato disdicevole, è segno di gioventù, è segno di allegria. Un altro tema è il tema dei rapporti spinosi tra ragazze e future suocere. Me Madonna mi tontona. Il canto popolare era spesso forma di comunicazione maschile o femminile e quindi abbiamo cercato anche di rispettare, no, queste proposizioni, lasciando solo le voci femminili in una parte, poi ci siamo uniti. Adesso un altro tema maschile e femminile, due punti di vista, al va-ive anche il Sorelli, è il tema dell'immigrazione per il lavoro stagionale, con questa bella immagine. Questi ragazzi del paese partivano per le terre oltre Alpe e le ragazze rimanevano, la ragazza rimane e dice: piangeva anche il sole vedendoli partire. E poi c'è la controparte, insomma, maschile, che dice questa tristezza, no, dell'essere sulla piazza del paese, a Tarneppi in questo caso, e partire e non vedere le nostre ragazze per molto tempo. Oh
questo in doppio registro, tanta aga, è il tema del simbolo abbastanza frequente nella nostra tradizione, il simbolo floreale come pegno d'amore, la piantina di viole, il violar, allora diventa la piantina annaffiata, curata, diventa la speranza dell'amore e poi il desiderio di matrimonio, quindi questa piantina viene messa sull'altare il giorno delle nozze. E questo simbolo in questo canto è molto interessante e ovviamente a questo desiderio di matrimonio delle ragazze corrisponde poi la offerta del ragazzo, no? Prendimi pure, sono un bravo lavoratore, ti amerò. E chiudiamo questa parte friulana con un altro tema che è quello dell'autocommiserazione. Le ragazze così prive un po' di corteggiatori in qualche modo si lamentavano con loro stesse, insomma che nessuno le faceva compagnia, soltanto il ghiatta e la suris, come si dice in friulano, il gatto e il topo tutt'al più. E a questo abbiamo fatto seguire un altro tema melodico in cui i ragazzi invece si lamentano del non aver avuto la risposta favorevole alla loro proposta di fidanzamento, la famosa domande che si faceva una volta insomma alle ragazze e poi soprattutto ai loro familiari. Dut chialin di Malvoli. Finché non
Allora, due piccoli canti della Benicia, del nostro territorio sloveno, insomma, del nostro confine. Sonce Ljubo, Amato Sole, è un canto così, un tema un po' malinconico, ma l'amore per la natura espresso spesso nei canti sloveni non ha pari intorno. Sole rimani con noi, canta una voce sola ma che è espressione della comunità, no? Non andare dietro con la montagna, rimani ancora con noi, ti canteremo una canzone. E a questo facciamo seguire Petelince Chiesa Pieu, il galletto ha cantato, la stella del mattino è arrivata, e siamo nell'ambito del topos poetico del commiato fra i giovani innamorati allo spuntare del giorno, e il ragazzo poi dice: non piangere mia amata, starò via solo per 7 brevi anni, tant'era il servizio militare, no? Nei territori asburgici un tempo. Allora concludiamo con un canto della pianura padana raccolto da Lady ancora negli primi anni 60 in provincia di Cremona. Era un canto di Mondine, noi lo facciamo tutti insieme. È un tema abbastanza diffuso, l'elencazione delle sorelle da maritare in casa con i loro ovviamente pregi e difetti. In casa mia. Sinceri a parlare
Allora, grazie mille Roberto Frisano, il coro. Avevo pronunciato il Gaudeamus, toccherà a me cantarlo, vedo facce preoccupatissime. No, volevo solo chiudere questa bellissima cerimonia ringraziando tutti naturalmente per essere stati con noi e tutti quelli che hanno collaborato anche a renderla possibile, rinnovando le congratulazioni agli studenti e invitando tutti, chi è rimasto e chi ha voglia, a brindare con noi a questo risultato, a questa nuova tappa in una aula attigua qui con noi. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento.